Benvenuti, l'itinerario di Borghi d'Italia questa settimana ci porta a Vetralla in provincia di Viterbo. Il comune dalle nobili origini si trova a 300 metri sul livello del mare e conta circa 14.000 abitanti ripartiti tra il borgo antico e le varie frazioni. Vetralla ha una storia interessantissima, siamo nel cuore del territorio degli Etruschi. Non aggiungo altro, mettetevi comodi, a voi Vetralla! Questo percorso che faremo insieme per conoscere le caratteristiche di questa città, attraversata da tutte le strade consolari più importanti che si sono susseguite, dalla via Clodia alla via Francigena, dalla via Ruellia alla via Cassia. Al di là della città, del borgo, è una posizione strategica che ha interessato nei secoli anche i rapporti tra il papato, che chiaramente era a Viterbo. Una città bella, vivibile, non è stata martoriata da una industrializzazione esagerata, quindi abbiamo un territorio fatto di 26 km quadrati di boschi che vanno dai suoi 300 metri dal mare ai 1000 metri del Monte Fogliano. Racchiude in sé, nel cuore del centro storico, tutte le tradizioni. Seppure antica, io amo dire che ha un cuore giovane e nonostante abbiamo scritto pagine di storie importanti. Tra queste ricordiamo che fu bandita proprio da Vetralla la seconda crociata nell'anno 1145. Nel 1432 Papa Eugenio IV, alias Gabriele Condulmer, Papa veneziano, nella contesa eterna che c'era per il possesso dei boschi, fu quello che ha dato le più ampie concessioni al popolo vetrallese. Mise fine a una serie di contese per quel periodo, ma poi continuarono, e lasciando come onere al comune di Vetralla di celebrare ogni anno lo sposalizio dell'albero. Tant'è vero che i nostri padri hanno rispettato questa tradizione, che allora era addirittura un passaggio chiave, era un atto notarile, pena la decadenza del possesso dei boschi. Nel 1996 abbiamo voluto riscoprire e rigenerare questa tradizione gemellandoci con Venezia, quindi siamo diventati affini in tutti i sensi. Il gonfalone che nasce su un fondo bianco con una croce grande al centro e sulla destra lo stemma. Sul fondo azzurro vediamo dei tralci e pampini di vite con dei grappoli d'uva bianca e nera, che era la caratteristica chiaramente dell'agricoltura del vetrallese, e in basso ai piedi vediamo un ramoscello d'ulivo e un ramoscello di quercia legati dal nastro tricolore. Poi vediamo troneggiare le 5 torri con scritto Città di Vetralla. Siamo consapevoli che la nostra storia ci ha consegnato questo territorio incontaminato e che noi dobbiamo essere capaci di portarlo alle future generazioni come i nostri genitori, i nostri nonni, eccetera, hanno saputo portarlo fino a noi. Il borgo antico di Vetralla, in provincia di Viterbo, si sviluppa intorno all'imponente parrocchiale dedicata a Sant'Andrea. Andiamo a conoscere il parroco. Anticamente questo Duomo aveva la sua importanza perché era pieno di canonici, 12 erano anche a provvedere la cura della parrocchia di Cura, che ha preso il nome proprio da questa attività che un sacerdote di qui aveva come curato di Cura, e la sua ora si è sviluppata la città nostra molto di più di quello che era a quel tempo nel 1800. Poi c'è la parrocchia a nord della cittadina nostra, Santi Filippo e Giacomo, che ha delle pitture incantevoli di molto valore.
poi il vescovo Monsignor Boccadoro volle unire le due parrocchie che ci sono qui con il Duomo e San Francesco. E San Francesco è una chiesa antica del 1100 dove sono presenti meraviglie. A tre navate, ha delle particolarità interessanti. L'abside è ripiegata verso destra perché Gesù quando morì piegò la testa, quindi hanno tutti questi piccoli significati. C'è davanti all'altare una grata che si vede da lontano, ma quando si avvicini non è più grata, però aveva il significato di Gesù Eucaristia perché ci sono al centro di ogni quadrato pietre bianche che significano l'espressione di Gesù verso di noi, ma che ci impedisce di andare di là. Quindi tanti significati ci sono, c'è per esempio sotto l'arco dito della mano di Dio che ha lo Spirito Santo che crea tutto l'universo con le costellazioni, molto bella da poter visitare, difatti è molto visitata. Laggiù abbiamo anche l'oratorio, ci sono degli ambienti interessanti dove abbiamo ospitato anche il 118, abbiamo questi bambini tutto l'anno, da pranzo fino all'imbrunire della serata. Sanno le preghiere ma le imparano perché ogni giorno le diciamo e poi imparano tante piccole cose perché ogni tanto poi vengono dette, ma con il catechismo io ho sempre paura che si impara poco e quindi poi si correggono a vicenda. Si chiedono scusa quando ci sono gli errori, le inquietudini e quindi per me l'oratorio è fondamentale. Mi riferisco a San Filippo Neri, a San Giovanni Bosco. A me il Signore ha dato questa grazia. Qua dentro abbiamo questa meraviglia, fu fatta nel 1700, fu iniziata 1711 e terminata 1718 e poi ci sono dentro delle meraviglie. Il costruttore fu Giambattista Contini e questo è il suo capolavoro e l'organo è particolare perché si chiama pneumatico perché era del 1700, poi fu venduto quello ma fu fatto questo che in Italia sembra che siano due. Muratori è stato un grande pittore del 1700, Sant'Andrea raffigura perché fu dedicata a Sant'Andrea. E poi fece anche la pittura dell'Assunzione e poi fece la pittura di Sant'Ippolito che onora la Vergine Immacolata. Poi abbiamo un bellissimo quadro che è del Fernandi, che fu nominato anche l'Imperiali, e il suo capolavoro rappresenta San Francesco, San Domenico di Guzman e con la Madonna e il Rosario. Il patrono è Sant'Ippolito, abbiamo la sua immagine che veneriamo il 13 agosto, abbiamo anche una bellissima reliquia che è il cranio, la parte superiore della testa. Abbiamo anche un bellissimo contenitore reliquiario, un angelo meraviglioso del 1400 dove c'è tenuta in mano dall'angelo, la bocca di Sant'Andrea. Ci sono anche le benedettine, ci sono anche le carmelitane, sono due monasteri che sono vivi ancora, grazie a Dio. Le benedettine venivano da fuori e hanno comprato il convento dei padri Cappuccini, che era molto noto qui nella nostra città. Poi abitano lì e fanno molta assistenza.
Abbiamo tutti i giorni l'adorazione, la mattina qui al Duomo, il pomeriggio a San Francesco, e poi abbiamo la bellezza di avere una immagine della Madonna che è del 1100, bizantina, probabilmente era di San Francesco, e quando fu chiusa la chiesa a San Francesco nel 1870 probabilmente fu portata qui, e è bifacciale. Avanti c'è la Madonna di Gidria, che vuol dire la strada, la via verso Gesù, e che noi la teniamo accesa. Non si dovrebbero accendere quando c'è Gesù, Eucaristia esposto, ma lei sta lì a indicarci Gesù, e quindi è tanto facilitante anche nell'adorazione. Ecco, questa è un po' la nostra attività utile, perché da lì ci nasce la forza per poter fare la carità. In un ristorante di Vetralla andiamo a degustare alcuni piatti tipici del territorio. A voi la gastronomia. Siamo al ristorante da Benedetta, ristorante di terza generazione, quindi dal 1959, e ho con me sia la mamma che la nonna Benedetta, proprio da cui deriva il nome del ristorante, e abbiamo anche la presenza di un rappresentante della Proloco di Vetralla. Presentiamo i piatti con 2 antipasti, abbiamo una selezione di formaggi stagionati, semistagionato e fresco, con delle confetture e del miele sempre della zona, i salumi di cinghiale dove abbiamo la salsiccia e il salamino, poi abbiamo una lonza. E abbiamo la finocchiona. Abbiamo dei funghi trifolati che sono dei funghi porcini, mozzarellina di bufala, olive e sempre un formaggio stagionato. Come primi abbiamo i lombrichelli alla matriciana che sono fatti acqua e farina, tipici di Vetralla, li facciamo proprio in questa zona. E poi abbiamo una zuppa di fagioli con il finocchietto selvatico che ci deriva dalla tradizione contadina. Come secondo abbiamo sia il coniglio alla cacciatora, fatto con olive e le erbe aromatiche, la trippa alla romana che viene fatta con la cannella e l'alloro. Poi abbiamo le lumache che sono fatte in umido con la mentuccia. E poi come contorno abbiamo i fagioli all'olio, l'olio di Vetralla. Passiamo ai dolci, abbiamo una crostata fatta con confettura di frutti di bosco e i tozzetti con le nocciole. Abbiamo 2 vini di un'azienda vitivinicola proprio di Vetralla, abbiamo l'olio di Vetralla extravergine di oliva, l'oro del nostro paese. Con l'olio invitiamo gli spettatori a venire alla fine dell'autunno per la festa che si terrà nel paese, che è Orgoglio, organizzata dalla Proloco insieme alle strutture ricettive e insieme all'amministrazione comunale, per assaggiare l'olio novello. Con il consigliere delegato alla cultura andiamo a ripercorrere sinteticamente l'itinerario storico di Vetralla e del suo territorio. Il territorio di Vetralla è un territorio molto antico, i primi insediamenti risalgono al IX secolo e si trovavano sulla zona est dell'attuale territorio vetrallese verso il mare e verso Tarquinia, e sono insediamenti etruschi che fiorirono intorno al VI-V secolo a.C. In epoca romana questi insediamenti furono chiaramente annessi al territorio di Roma e sul territorio di Vetralla passano 2 delle consolari più importanti romane, che sono la Via Clodia e la Via Cassia. Nella direttrice che va da Roma a Viterbo troviamo
centri agricoli e di ristoro come Villa San Giovanni, il Lagro di Campogiordano e soprattutto Foro Cassio, che era una zona appunto importante di sosta intorno alla quale si sviluppò il centro romano e di cui abbiamo dei resti. La zona in seguito fu abbandonata probabilmente e lo sappiamo perché numerosi capitelli e numerosi materiali di recupero sono andati a formare poi la chiesa di Santa Maria in Valle Cagliano, che nel Medioevo ha cambiato nome e è diventata la chiesa di San Francesco. Legata agli insediamenti romani è anche il tempio della dea Demetra, rinvenuto nel 2006 grazie agli studi e agli scavi della dottoressa Scapaticci e della Sovrintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale. Ha rinvenuto questo importante tempio agreste legato al culto della dea Demetra, che è la romana Cerere e l'etrusca Vei, e che è situabile in epoca ellenistica tra il III secolo a.C. probabilmente. All'interno è stata rinvenuta una bellissima statuetta appunto della dea Demetra, che oggi si trova al Museo della Rocca Albornoz di Viterbo. Il sito è tuttavia visitabile e si trova immerso appunto nel bosco delle valli in territorio di Vetralla. Vetralla nella Medioevo ebbe un periodo di relativa decadenza legata soprattutto alle sue lotte con Viterbo per il possesso dei Monti Cimini e delle vie appunto d'accesso ai Monti Cimini. Fu distrutta 2 volte dai viterbesi, ma ebbe anche momenti di relativo splendore, come quando appunto il Papa Eugenio III nel 1145 bandì da Vetralla la crociata. Una sorte simile appunto ebbe Vetralla in epoca moderna, quando divenne mira delle grandi famiglie nobiliari romane. Soprattutto la storia di Vetralla è legata alla famiglia dei prefetti di Vico, una potente famiglia di origine franca che dominò a Vetralla dalla metà del 300 fino al 1435. A Vetralla ci sono ancora i resti della poderosa rocca che i di Vico avevano messo a difesa dei domini meridionali dei loro territori, che però è stata danneggiata irreparabilmente durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Un luogo importante legato a Vetralla è il Monte Fogliano e il romitorio che esso ha ospitato. In questo monte venne insediato un gruppo di monaci benedettini che dipendevano dall'abbazia di Farfa, ma sappiamo che dopo i benedettini l'eremo andò incontro ad un periodo di difficoltà. Fu poi occupato dai francescani per diventare infine un romitorio che dipendeva in larga parte dalle offerte e dalla beneficenza dei cittadini appunto di Vetralla. Nel 1744 il luogo rinacque grazie alla presenza di San Paolo della Croce, il fondatore dei Passionisti, che nel convento di Sant'Angelo risiedette e insediò una piccola comunità di padri passionisti che tutt'oggi occupa il convento di Sant'Angelo. Legata alla storia dell'eremo e del romitorio è anche San Girolamo, un luogo di meditazione che fu fondato nel 1524 da un romito di origine senese, padre Girolamo Gabrielli, che appunto fece scavare un masso erratico di origine vulcanica che fu trasformato in un piccolo romitorio per la meditazione e la contemplazione. Purtroppo nel 27 il romitorio fu invaso dalle soldatesche che tornavano dal sacco di Roma dopo aver saccheggiato Roma, e quindi il padre appunto lasciò il romitorio, che però fu occupato nei secoli successivi. Vetralla è uno dei centri di eccellenza di produzione dell'olio del Lazio, ospita 2 importanti cooperative di olivicoltori che sono tra le più antiche del nostro territorio, la Cesare Battisti, fondata negli anni 20, e la cooperativa olivicoltori di Vetralla, oltre a frantoi privati che producono comunque un prodotto di eccellenza. Continua il nostro itinerario, il signor Getulio ci presenterà l'attività del gruppo Sbandieratori Città di Vetralla.
sbandieratori nascono verso negli anni '80, tanto per ricordare quella che era la storia della milizia cittadina, che da documenti storici noi sappiamo che c'era dal 1580. C'era anche un palio che si celebrava alla festa dell'Assunta presso Forum Cassi, che è qui vicino, e da lì abbiamo cercato di riorganizzare e di trovare quella che era la vera milizia cittadina che c'è nel paese. Naturalmente questi ragazzi oggi si sono un po' preparati su quello che è il mondo degli sbandieratori, quindi fatti tamburi e bandiere, altre competizioni con altre sodalizie del genere, e hanno cercato di fare uno spettacolo che abbia avuto la caratteristica peculiare di avere un lancio di bandiere alto piuttosto che intorno al corpo, quindi loro sono un po' specializzati nei lanci chiusi ed alti. I colori che hanno ricercato e hanno messo attraverso dei costumisti abbastanza bene ricalcano i colori del gonfalone cittadino, che è croce rossa in campo bianco, per cui con questi due colori si è cercato di riproporre quelli che erano i colori della milizia cittadina. Loro hanno frequentato diverse piazze anche a livello internazionale, sono stati diversamente apprezzati, sono circa una ventina di elementi da tamburi e bandiere, partecipano sempre alle feste più importanti del paese, prima tra cui la festa dello sposalizio dell'albero, che è caratteristica e peculiare del nostro comune, dove due alberi vengono fatti sposare, perché i vetralesi hanno avuto sempre un amore, forse ai tempi non sospetti, per l'ecologia. Con tante altre curiosità continua la nostra passeggiata a Vetralla, in provincia di Viterbo. Il territorio di Vetralla è un territorio molto vasto e ci sono 4.000 ettari di foreste. Oggi ci troviamo nel Bosco delle Valli, dove troviamo la chiesetta della Madonna della Folgore e troviamo il Tempio di Demetra. I nostri boschi sono per noi un'economia, oltre che sicuramente un grande parco per tutti. In questo bosco specifico ogni giorno vengono fatte centinaia di attività fisiche, per esempio. È il parco della città. È un'economia, dicevo, perché ogni anno noi, oltre a manutenzionare tutte queste bellezze naturalistiche, diamo il legname anche per il riscaldamento della città. Per me Vetralla è il posto dove sono nato, dove sto vivendo e dove voglio vivere. Noi abbiamo una storia che viene da lontano, siamo nei comitati festeggiamenti, stiamo vicino alla gente, cerchiamo di dare alla nostra gente tutto quello che può avere dal suo territorio. Io amo questo paese, amo queste foreste, amo questa città. Sono molte le associazioni presenti a Vetralla. In piazza andiamo ad incontrare una rappresentanza del complesso bandistico. La parola al signor Luigi. Mi chiamo Luigi Diglio, sono il presidente del complesso bandistico Ottavio Di Stella, città di Vetralla, da quasi 11 anni, e il nostro complesso è uno tra i complessi più antichi d'Italia. Infatti dal 1856 noi abbiamo già manoscritto del maestro Pietro Paoli. Un complesso è formato da circa 50 elementi, prevalentemente diciamo il 70% sono tutti ragazzi che vanno dai 10 ai 25-28 anni. Poi ci sono altre persone che sono un po' più grandi, un po' più anziane a livello bandistico. Il nostro maestro attualmente è il maestro Augusto Ventuccia. Come repertorio spaziamo da un classico al moderno, a film e marcette. Noi abbiamo un motto della banda, dare lo spazio ai giovani, ai ragazzi. Avete visto quante belle cose c'è dalle nostre parti? C'è l'aria buona, parecchi boschi,
c'è tanta antichità, tombe etrusche, necropoli, quello che vi pare, veniteci a trovare che vi famo un'accoglienza come si deve, state con una bella giornata e si divertite. Dalla natura all'arte sono tanti gli itinerari da percorrere a Vetralla, che tra l'altro è attraversata anche dalla via Francigena. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Viva l'Italia, viva Vetralla e buone passeggiate nella terra degli Etruschi. Ciao!